Nel 1925, appena 12 anni, avevo la bellezza di 84 anni che dipingo. Io ho 96 anni e ancora dipingo. Io da piccola ho sempre aiutato mio padre quando costruiva i carretti siciliani. Lo aiutavo quando foggiavano le ruote, deponevo tutti i ferri. E mi piaceva tanto guardare questi carretti, come venivano costruiti, come venivano decorati, e anche da piccole poi ci mettevamo dietro i carretti e ci facevamo la carroccioliata, diciamo, no? Mio padre voleva che io continuava a studiare, non ho voluto studiare, io voglio fare il pittore di carri. E ho fatto la quinta elementare e ho smesso. E io non sono nato ad Aci Sant'Antonio, no. Io sono in una frazione di Aci Reale, Guardiamango. E allora mio padre non ha fatto altro che accompagnarmi ad Aci Sant'Antonio per imparare. Il mio maestro era Di Mauro Vincenzo, fratello di mio padre. E quando ha visto che io iniziavo, si è messo a disposizione mia. Ora sono 96 anni e ancora continuo con la speranza di lasciare qualche mio allievo, di poter essere all'altezza di Di Mauro. Io penso che la pittura sia un'espressione di uno stato d'animo, in quanto ognuno esprime, diciamo, i propri sentimenti attraverso la pittura, oppure chi li esprime attraverso il canto, il ballo, quindi un'espressione, diciamo, dell'animo umano. In questo momento la pittura per me è un passatempo. La pittura è un'arte, è un modo di esprimersi, anche uno sfogo. La pittura per me è stato sempre un hobby, che l'ho fatto con tanto amore. E pitturo sulla stoffa e sul carretto siciliano. No, sono autodidatta, volevo frequentare una scuola d'arte ma non è stato possibile, quindi adesso, diciamo, sto frequentando per realizzare anche un mio sogno. Autodidatta? Autodidatta. Sono autodidatta, non ci sono andata mai a scuola di pittura. Lo faccio così, come si dice, per mia esperienza. Allora, mi interessa la pittura sul carretto siciliano perché è qualcosa, diciamo, di artigianale, è proprio della nostra terra, e quindi di non far morire, diciamo, quest'arte e di tramandarla. Io personalmente posseggo un carretto siciliano intero e lo volevo restaurare per i fatti miei, cosa che sarà molto difficile, giusto? Però intanto qualche nozione la sto imparando. Perché è una pittura particolare, è una cosa nostra siciliana, un tempo la faceva mio padre. Ma perché spero che non si perda questa tradizione, in quanto siamo nel paese di Aci Sant'Antonio, che è proprio il fondamento del carretto. Allora, in questo momento è una mia passione coltivare, diciamo, quest'arte, però spero che vi sia anche un futuro come lavoro. Un hobby. Passione. E se poi ci sarà un lavoro, anche meglio. Non ho passione. Allora, io spero che quest'arte non muoia con la generazione che c'è attualmente, che venga tramandata, perché è proprio autoctona della nostra Sicilia. No. Purtroppo è un mestiere o un'arte che sta andando a morire, a mio avviso. Al momento sembra un po' in crisi, però speriamo che riprenda il suo splendore di un tempo. Che facessero una scuola e andassero avanti tutti i giovani, in modo che questa tradizione così non si può perdere. E così poi questo l'ho accantonato, diciamo, questo piacere che avevo nel vedere questa costruzione dei carretti.
Poi pian piano vuol dire che qualcosa dentro di me maturava sempre, perché pensavo che questi carretti erano qualcosa di straordinario nelle nostre strade che camminavano, rincorrevamo da piccoli, era il nostro gioco preferito. Poi una volta ho iniziato, direi per gioco, ho fatto un piccolo pannellino e un cliente l'ha preferito ad altre cose e sicché mi ha dato lo stimolo di continuare. Aci Sant'Antonio è la madrepatria della pittura sul carretto siciliano. Il mio comune negli anni passati è stato sempre un centro dove c'era una presenza di pittori, di artigiani, di artisti, oserei dire, che praticavano la pittura sul carretto siciliano. Tutte quelle scene della cavalleria rusticana, tutte quelle scene di Orlando Furioso, tutte quelle scene di Angelica venivano trasportate sui carretti, sulle sponde, sui masceddari cosiddetti, ed era tutta un'arte che veniva portata avanti dai carrettieri che con i loro carretti facevano tutti quei lavori che oggi vengono fatti dai commercianti, cioè da quelle persone che oltretutto hanno comprato poi un mezzo attrezzato. È rimasta solamente un'arte che va a scomparire e nel mio comune, nonostante che viene visto come proprio il centro dove viene praticata questa pittura, ci sono due grandissimi artisti che sono onore e vanto della nostra territorio, della nostra cultura, della nostra Sicilia, e sono il maestro Domenico Di Mauro, ormai ultra novantenne, e la signora Nerina Chiarenza, unica donna in Sicilia che pratica la pittura sui carretti. L'arte è una cosa bellissima del carretto. Difatti Macanuco veniva e mi raccomandava sempre: Di Mauro, non ti allontanare troppo del carro, perché il carro è una tradizione nostra siciliana, in nessuna parte del mondo esiste il carretto. La mia bottega, la mia persona ha fatto conoscere la Sicilia nel mondo, e ti spiego dove sono: alla Casa Bianca un carro, al Museo dell'Uomo a Parigi un carro, in Giappone, a Tokyo, nel Canada, nel Quirinale, nel Vaticano. Chi è venuto a visitare la bottega di Di Mauro, personaggi di un certo livello, è venuto Re Gustavo di Svezia, Quasimodo, Pierpaolo Pasolini, Carlo Levi, Corrado Cagli, Salvatore Fiumi, Piero Raimondo Inseo, Walter Bonatti, Fosco Quilici, Zamzotto, Barbiere Squarotto, Luciano Lama e tante personalità che si sono complimentate per la pittura che io ho fatto. Riconoscimenti ne ho avuto abbastanza, sono contenta di quelli che ho avuto veramente, ma quello che mi ha dato più soddisfazione e emozione fortissima è stata quando sono stata dal Papa a regalare una fiancata di carretto, e che è stata molto gradita dall'Osservatore Romano e da tutti. Abbiamo avuto la lettera di ringraziamento posta in prima fila, veramente è stato, io piangevo, una cosa che non potrò dimenticare mai, l'emozione che ho avuto. E poi un altro particolare, un carrettino è andato al Presidente della Repubblica Napolitano, esposto al Quirinale,